Buonasera a tutti, ben ritrovati con la nostra rubrica Il tè con i missionari. Eccoci qui di nuovo a casa mia. Questa rubrica l'abbiamo ripensata per questo mese di avvento e questo è già il secondo appuntamento. Siamo qui con la Tenda TV e con l'ospite di questa serata che è Don Egidio Menon. Benvenuto Don Egidio. Ben trovata e ben trovato anche Federico dietro la camera, grazie. Allora Don Egidio, io ti offro il tè di questo pomeriggio che è un carcadè, un tè africano, perché oggi insieme a Don Egidio vogliamo un po' fare il viaggio del mondo. Allora, Don Egidio Menon da pochissimo tempo è rientrato, insomma, da un po' di tempo sei rientrato. 5 anni. 5 anni. Tra l'altro ci unisce questo legame particolare perché quando io sono arrivata nella nostra diocesi, Egidio era l'ultimo fidei donum in servizio, quindi una cosa particolare. E ricordo benissimo che proprio nel 2016 si concludeva questa collaborazione e andai a recuperarlo, no? Andò così, no? Con il vicario. Dopo 25 anni di presenza di sacerdoti di Vittorio Veneto in Chad, siamo stati 6 sacerdoti presenti là. Allora, quando si è trattato di ritornare, il vescovo ha pensato bene di mandare il vicario generale e la responsabile dell'ufficio missionario a prelevarmi. Quindi siamo ritornati in giugno. Io sono ritornato, loro sono ritornati dal viaggio in giugno del 2016. Esattamente. La missione Fidei Donum là era cominciata il secolo scorso, 1991, quindi 25 anni di presenza della diocesi di Vittorio Veneto nella diocesi di Sar in Chad. Qualcuno dice, ma perché la diocesi di Sar? Beh, è tutta la storia missionaria della diocesi di Vittorio Veneto in Africa. Era cominciata ancora negli anni 60 in Burundi. Poi in Burundi si è conclusa quando i missionari sono stati espulsi. La diocesi di Vittorio Veneto ha detto, ma noi non possiamo restare senza non uno sbocco, ma un aiuto da poter dare all'Africa. E siccome in quel tempo era nunzio apostolico in Chad e in Centro Africa e in Mali il cardinale Beniamino Stella, ha tirato l'acqua al suo mulino e ha detto venite qua che c'è bisogno. E allora sono partiti nel 91 Don Tarcisio Bertacco Sì. e Don Carlo Maccari. Mm-hmm. Tra l'altro Don Tarcisio Bertacco è uno dei sacerdoti, dei 4 sacerdoti che la diocesi di Vittorio Veneto ha dato ad altre diocesi e 4 sono rimasti. 3 sono morti in Brasile, Don Piero Pase, Don Aldo Lucchetta, Don Giovanni Zanchetta e 1 in Chad, Don Tarcisio Bertacco. È rimasto là come semente che poi speriamo continui a germogliare nel sacerdozio. Beh, di sicuro questi sacerdoti sono rimasti nei cuori della gente, quindi rimanendo lì dopo la loro morte, che purtroppo è avvenuta proprio in terra di missione, diciamo con la loro presenza continuano un'opera missionaria, possiamo dirlo questo, no? In terra di missione, perché loro hanno sicuramente aperto dei grandissimi ponti tra la nostra diocesi, ma soprattutto tra una cultura e un'altra cultura, quella del Chad, no? Com'è questa cultura? Com'è il Chad? Raccontaci un po' di questa terra strana che noi conosciamo pochissimo. Sì, hai detto bene che conosciamo pochissimo. Difatti, quando si dice Chad qui in Italia, la prima reazione è: e dov'è il Chad? È vero? Perché è una nazione grande, più di 4 volte l'Italia, ha
attualmente circa 16 milioni di abitanti, però 3/4 è deserto. Si trova sotto la Libia, proprio per avere un'idea. Si trova lì sotto la Libia, solo che la diocesi di Sar è dalla parte opposta, è al sud del Chad e confina con il centro Africa. Il Chad, com'è? Solo per dirti, è l'ultimo per il reddito nazionale, l'ultimo del mondo. Quindi molto povero, direi, poverissimo. Molto povero e direi più che povero soltanto, misero. È diversa, Interessante. è diversa la cosa perché c'è poca, non dico poca volontà, ma poca possibilità di uscire dalla povertà. Okay. La gente anche vorrebbe, però la situazione sociopolitica non lo permette. Abbiamo avuto lì per 30 anni esatti un presidente unico, sempre rieletto, con elezioni cosiddette buone, democratiche. E questo presidente è stato ucciso nell'aprile scorso. Si dice che è stato ucciso dai ribelli, però la realtà è molto diversa e la voce che corre là è che sono state beghe di famiglia loro, di famiglia ciadiana. La famiglia ciadiana è molto più aperta della famiglia di cui noi abbiamo idea qui. Quindi, come sia stato il Signore lo sa, adesso c'è il figlio suo che comanda una giunta militare che ha promesso fra 2 o 3 anni elezioni libere, indipendenti, eccetera, come il solito. Quindi la miseria che c'è è provocata, non è voluta dalla gente. La gente magari vorrebbe, ma sta perdendo la speranza, questo è triste, certo. Proprio. Il Chad poi, questi 16 milioni di abitanti, hanno difficoltà di mettersi in relazione, perché quello che qui da noi c'è una divisione regionale relativa, ma ci si capisce, magari anche con le barzellette, ma ci si comprende. Là in Chad ci sono più di 200 etnie e ogni etnia ha la sua lingua. Pensa. Quindi, per esempio, la nostra diocesi, la diocesi di Sar, ha prevalentemente 6 etnie. Quindi anche i libri liturgici bisogna stamparli 6 volte. Tutti diversi. In 6 lingue diverse. Per essere certi di poter raggiungere le persone. Appunto. Perché la lingua del paese è il francese di per sé, ma non è conosciuto, credo, no? È il francese e l'arabo. L'arabo ciadiano. Sì, perché lì ci sono i negri e ci sono gli arabi. E questo influisce molto poi anche sulla difficoltà di relazionamento tra loro. Sì. Il relazionamento tra le etnie è molto difficile, è molto difficile, tanto che alle volte anche nei movimenti di chiesa, per esempio là è molto viva la Legione di Maria, è un movimento come di azione cattolica di adulti, che è stato fondato a Dublino, ma che è vivo nel mondo da 100 anni. Hanno festeggiato i 100 anni proprio il 17 settembre scorso. Sì. E questi adulti, anzi queste adulte, perché la maggioranza sono donne, alle volte vogliono formare il gruppo di una etnia e il gruppo dell'altra etnia nella stessa parrocchia. Mamma mia! Quindi
sì, sono difficoltà, difficoltà reali. Ma Insomma. credo che questo un po' rappresenti il bisogno di identità, nel senso che se lo Stato non ti garantisce un riconoscimento di identità, in qualche modo l'etnia ti colloca da qualche parte, che è un bisogno dell'uomo, no? Di per sé. Dall'altra effettivamente anche questa separazione io credo che faccia comodo a una politica di questo tipo, perché tiene separate le persone e non favorisce percorsi e processi di sviluppo. Mi sbaglio in questa lettura così da distante, magari neanche... È vero questo, perché per esempio il presidente che è stato lì 30 anni era di una etnia, quindi le altre etnie non lo accettano e lui non accetta le altre etnie. Sì, sì, quindi una Quindi storia questo è drammatica. cosa. Ma anche a livello di chiesa questo genera difficoltà, insomma. Certo. Ecco. Certo. Lì in Chad abbiamo parlato prima dei preti che sono andati lì, ma non sono andati lì solo preti. Anche laici? Sono andati lì laici. I preti cosa hanno lavorato per la formazione di altri sacerdoti. Difatti all'inizio si lavorava nel foyer séminaire, cioè seminario focolare. Si ricevevano i ragazzi, li si accompagnava nelle scuole superiori fino alla maturità e poi chi voleva entrava in seminario. Adesso questo foyer séminaire ha lavorato fino al 2016 praticamente. Sì. Poi si è fermato un momento di crisi. Adesso il nuovo vescovo, che è il quarto vescovo della diocesi di Sar, quindi è una diocesi molto recente, è stata fondata nel 1961 questo è il quarto vescovo ed è l'unico vescovo non ciadiano nel Chad. Per fortuna delle 8 diocesi del Chad adesso 7 hanno il vescovo ciadiano, solo quello di Sar è spagnolo ancora Sì. e lui sta dando ancora molto più impulso alle vocazioni sacerdotali. Del foyer séminaire nei 20 anni in cui ha funzionato ha accompagnato la formazione di una quindicina di sacerdoti, più o meno la metà dei sacerdoti diocesani che sono lì nella diocesi di Sar. Quindi un lavoro bello, mi pare, no? Direi proprio produttivo, bello, anche umanamente parlando. Però mi viene da chiederti, Don Egidio, al di là della storia che è significativa, perché tu sei arrivato in Chad? Cosa ti ha portato là? Parlaci un po' di te, della tua storia, di quello che ha spinto te proprio. Cosa ti ha detto Gesù? È venuto lì e ti ha detto: Egidio, vai, parti, vai, funziona così? Non è che Gesù sia venuto, ma attraverso il vescovo nostro, Albino Luciani, negli anni 65, io sono stato ordinato nel 65, e ho detto a Luciani, guarda, quando c'è bisogno mi mandi dove vuole. Hai dato una disponibilità. Ecco, e lui mi ha detto, intanto va a Salsa qui sotto la mia visione, lui era al castello vescovile, intanto va a Salsa, poi vediamo. E dopo 2 anni mi dice, adesso va un po' più in là, e mi ha mandato in Brasile. Ecco. E in Brasile sono rimasto tra qua e là, insomma, con varie rientrate, con vari rientri, 28 anni. Così, periodetto Così. leggero. Poi sono tornato e ha detto, adesso ormai sei già stato missionario. Quando è arrivato il vescovo Zenti, sì. Io ero parroco a Cessalto, e lui mi dice, senti, è ancora valida quella tua proposta che hai fatto a Luciani?
Io ho detto, beh, il giorno dell'ordinazione io ho promesso obbedienza a lui e ai suoi successori. E allora lui mi dice, preparati perché ho bisogno di te in Chad. Ecco. E così mi ha detto questo in agosto e in novembre ero già in Chad. Mamma mia. E lì ho trovato la situazione di cui si parlava prima, ma accolto molto bene dalla diocesi perché i preti e i laici di Vittorio Veneto avevano lavorato bene lì. A proposito di laici, non voglio dimenticarmi di dire, di noi preti è rimasto là uno, abbiamo detto, Don Tarcisio Sì. Bertacco. Ma proprio in forza dell'opera di Don Tarcisio, gruppi di laici sono andati là a Sar e hanno costruito, perché Don Tarcisio era prete muratore, chiamava i suoi compagni, hanno costruito il foyer séminaire, hanno costruito una casa per lo studio delle lingue e soprattutto la chiesa nuova della parrocchia Santa Maria, Madre della Chiesa, che Don Tarcisio ha voluto più o meno come la Basilica di Motta. Ecco. Quindi con tutto un chiostro attorno. Sì, è vero, bellissima. Ed è una chiesa bellissima, insomma. Quindi la presenza dei laici è rimasta là in queste opere. Bene. Tra l'altro poi là c'è stata anche la presenza di Roberta Pasini. È rimasta là con noi 4 mesi, ma è stata una presenza significativa perché si era costruita anche la nuova canonica di questa parrocchia nuova e lei, da donna, appunto, ha messo a posto la canonica in tutte le sue cose necessarie. Quindi è stata una presenza bella anche di Roberta là in Chad. Bellissimo. E appunto allora io sono partito così perché il vescovo mi ha detto parti e io penso che partire, aiutare altre chiese, aiuta quelle chiese, ma aiuta noi stessi come preti ad aprirci. Questo è molto interessante come aspetto perché alle volte è poco compreso questo aspetto, no? Perché oggi c'è un po' questo pensiero, c'è un pensiero di sottofondo che dice, beh, alla fine c'è bisogno di evangelizzare forse più qui, no, nella nostra società di adesso. Perché bisogna partire? Perché bisogna proprio andare in quei paesi lì? Secondo te, per la tua esperienza, tu tra l'altro che sei un sacerdote che ha vissuto, credo, più anni di sacerdozio in missione che in Italia, perché tante volte quando è tornato mi dice, ma gli chiedo, ma tu conosci quello, lui mi dice, no Maria Grazia, non so, ricordati che io sono stato tutta la mia vita fuori casa, quindi adesso che sono qui io comunque mi sento straniero, vero? Mi dici sempre così, è interessante questa visione. Sì, perché di 56 anni di sacerdozio, 40 ne ho passati fuori dalla diocesi di Vittorio Veneto. E questo anche nella mia maniera di essere crea un po' di difficoltà. Io dico scherzando così, mi piace abbastanza scherzare. Io sono condannato, tra virgolette, a far silenzio, perché quando si va in un'altra nazione tu non puoi esprimerti, non voti, non puoi esprimerti ufficialmente. Sì. Devi esprimerti con calma, così. Diplomazia. Come l'acqua sottoterra. Certo. Quando ritorni in Italia devi fare silenzio perché non sei più italiano. E allora, ma questo non è vero, io cerco di parlare, però io dico, anche ritornando, io vivo un po' la missione. Dopo il ritorno del 2016, io non sono più stato parroco di una o di 2 comunità. Ho aiutato altre realtà. Ho aiutato nella forania La Vallata, nella forania La Colonna,
adesso sto aiutando nella forania motense, e dove c'è bisogno il missionario è qua, pronto. È disponibile. È interessante, è bello riuscire a mantenere questo spirito, no? Perché è vero che l'abbiamo scritto anche sull'azione in queste settimane, cioè, Papa Francesco ci invita a vivere in costante stato di missione, sempre, cioè proprio trasformare la nostra vita, cioè il nostro stile di vita deve essere missionario, no? In qualche modo ce lo dice con forza e tu lo hai testimoniato e alle volte non serve neanche parlare tanto, alle volte la stessa presenza, le scelte di vita rappresentano uno stile missionario, no? Credo che su questo ci possiamo Sì, stare. sì, Papa Francesco, penso che la frase più interessante della gioia del Vangelo, il suo documento primo e fondamentale, è tu sei una missione su questa terra. Sì, è vero. La frase corta ma interessantissima e vera. Tu sei una missione, no, tu hai una missione. È vero. Tu sei una missione e questo è per il prete, è per ogni battezzato. Perché io penso che anche i laici che hanno lavorato a SAR, più ancora in Brasile, perché là si è lavorato con laici inviati proprio dalla diocesi di Vittorio Veneto e non per lavori materiali così, e dice proprio questo: chi è battezzato è missionario per natura. Sì. E allora quindi viviamo... è una vocazione che abbiamo tutti, certo, tutti battezzati se non altro, quindi siamo tutti chiamati in questo senso. certo. È molto interessante questa visione nuova, perché mentre prima sembrava, no, che la missione fosse per alcuni eletti, per alcune persone con caratteristiche particolari, oggi invece il richiamo di Papa Francesco è no, ognuno di noi è invitato a costruire la propria vita come missione. Allora a questo punto ti ripeto la domanda, la Chiesa è ancora, come dire, stimolata, spinta a dover interrogarsi sul tema dell'agentes, no? Dell'invio di sacerdoti o laici verso questi paesi? Com'è secondo te opportuno che questa Chiesa si muova dal tuo punto di vista, dalla tua esperienza anche come Fidei Donum? Beh, secondo le possibilità, perché l'invio dipende anche dalla carica che si ha. Se c'è una cisterna con tanta acqua, io posso mandarne molta. Se c'è una cisterna con poca acqua, ne mando poca. Certo. Ecco. Quindi numericamente è difficile, però non cessa lo spirito missionario. Quello deve sempre animare la nostra Chiesa diocesana all'interno. Per esempio adesso io ritornando ho trovato una cosa che quando sono partito non c'era, le famose ormai unità pastorali. Beh, vivere in unità pastorale è vivere una missione ad gentes. La cattedrale di Vittorio Veneto vive con le genti di San Giacomo di Veglia, cioè è missione. Non stiamo lì a contare i chilometri, però è un uscire da noi stessi e dire a Cristo: dove c'è bisogno, io sono lì per dare l'annuncio del tuo Vangelo, per testimoniare la tua vita. Quindi mi pare che questo sia una cosa indispensabile per tutti i cristiani. E grazie al cielo, girando nelle parrocchie, così come ho appena detto, di qua e di là dove il vescovo mi indica e c'è bisogno, io vedo che c'è molta gente capace di questo. Parla poco, ma prega molto e fa molto. Quindi io penso che è una cosa bella questa, e lo spirito missionario esiste nella diocesi di Vittorio Veneto. Io ringrazio il Signore. Adesso siamo qui anche al centro missionario, ma il centro missionario cosa fa?
contatto con le parrocchie, relazione con i gruppi per imparare ad essere missionari. Quindi Certo. anche quando il vescovo mi ha chiesto di aiutare Maria Grazia, ho detto, beh, ci aiutiamo noi due ad essere missionari e impariamo con tutti coloro che incontriamo. È verissimo questo, e è vero, è bello anche informare, no, i nostri ascoltatori che c'è questa nuova esperienza che sta nascendo all'interno dell'ufficio missionario, che è questa nuova partnership, io la chiamo così perché effettivamente non è una questione di direttore, vice, è una questione di equipe, infatti la chiamiamo equipe di fraternità. E siccome io soffrivo di solitudine, dicevo sempre, cioè, è bello se la missione va vissuta, insomma, se è vissuta insieme, no, come gruppo, e a questo appello, insomma, ho trovato un riscontro e Don Egidio, insomma, con la sua preziosa anche storia, esperienza, è un buon maestro di cammino, e insieme a noi c'è anche Don Nisivaldo che vedremo nella prossima puntata, tra l'altro, quindi vi ho anticipato un po' i temi anche della prossima puntata. E quindi quest'anno, diciamo, cominciamo un cammino nuovo, un cammino veramente fraterno, devo dire, perché la prima cosa che ci insegna la missione è la fraternità, credo, no? La Fratelli Tutti di Papa Francesco è proprio, credo, un invito a allenarci a sentirci fratelli. È che la visione missionaria è sentirci fratelli con tutto il mondo, no? Perché noi abbiamo una cultura purtroppo alle volte un po' autocentrata, e quindi il relazionarci anche con paesi lontani ci aiuta. Su questa cosa qua, che ne dici? Tu hai raccolto delle cose, che cosa ti sei portato a casa da relazionarti con chiese così lontane e diverse, tra l'altro? Beh, relazioni di vita non si spengono, perché Bello vuol dire questo. morire. Certo, è verissimo. Quindi la relazione, per esempio, mia con il Chad o con il Brasile, come avevo prima, continua questa relazione, e si cerca anche di trasmetterla proprio come forza di fede, perché non è solo una relazione umana Certo, con la tale persona o la tal'altra persona, no? sì, Io come membro di una chiesa mi metto in relazione con un'altra chiesa e aiuto fratelli e sorelle a mettersi in relazione. In questo senso mi pare che tra 15 giorni c'è la festa della relazione massima, la relazione di Dio Padre con noi certo. attraverso il Figlio suo. E già da parecchi anni c'è l'iniziativa di relazione missionaria che ha come titolo Un posto al tuo pranzo di Natale. Io direi, non per fare propaganda, ma per fare tentare di capire di più questo gesto, questo deve partire dall'altare. È lì dove la relazione si fa viva il giorno di Natale. Sì, Ed è su una mensa, a sì. tavola, l'altare. La mensa di casa dovrebbe essere la continuazione di questa mensa. Quindi un posto al tuo pranzo di Natale non è una raccolta di offerte soltanto, è molto di più. Cioè è il gesto esterno di una relazione intima che io vivo come cristiano. Quindi io penso, vediamo di partecipare a questo come cristiani, come missionari. Un posto al tuo pranzo di Natale. Quindi è come se simbolicamente invitassimo nella nostra tavola di Natale una persona, una famiglia, o qualcuno che vive in un altro contesto e anche vive una situazione diversa. E il primo invitato
è colui che noi riconosciamo allo spezzar del pane, come a Emmaus. Assolutamente. Il primo invitato è lui. Sì, che si manifesta attraverso queste persone. Quindi è molto bello questo gesto che ha una grande simbologia, ecco, non è, sono d'accordo, solo una raccolta di offerte, ma è soprattutto un gesto di amore e di vicinanza. Tra l'altro questo gesto in qualche modo aiuta anche la Chiesa sorella del Chad, perché da anni, insomma, nonostante il rientro di Don Egidio, noi abbiamo sempre mantenuto una relazione stretta con il Chad. E soprattutto per la formazione di sacerdoti. Esattamente. Cioè si continua quello che la diocesi di Vittorio Veneto aveva iniziato negli anni 90 del secolo scorso. Tra l'altro tu, Don Egidio, sei appena ritornato in Chad pochissimo tempo fa, proprio qui a settembre, quest'estate, per un viaggio così e che differenza hai trovato proprio dopo 4 anni, 5 anni che sei ritornato, che hai visto delle differenze, dei cambiamenti? Purtroppo differenze sì, ma verso il basso. Davvero? Sì. Mamma mia. Cioè il Chad sta peggio adesso di come stava prima. Di come era prima. Intanto c'è la desertificazione che avanza sempre. Per esempio là già vicino a noi, Pazzesco. Adesso vedevo cammelli che prima erano sopra la capitale, nella regione più desertica. Ma questo è già una cosa grave, l'avanzamento del deserto. Ma poi la gente ha ormai perso la speranza di un ordine nuovo, perché sono tanti 30 anni di dittatura di praticamente, oppressione, no? certo. E di difficoltà per una Chiesa nuova di prendere posizione, perché Chiaro. c'è anche questo. Sì. Adesso per esempio tutti i vescovi del Chad, gli 8 vescovi, sono riuniti e come ogni anno manderanno il messaggio di Natale. Loro denunciano le ingiustizie, ma resta lì. Certo. Perché le forze sono poche, quindi c'è bisogno ancora di aiutarli e appunto anche la formazione di sacerdoti. Io sono andato 40 giorni proprio per la formazione di un gruppo di sacerdoti. Sì. Quindi questo secondo me è essenziale. Certo. Bene, Don Egidio, guarda, grazie di cuore per questa chiacchierata. Ecco, a noi piace anche questo stile molto informale che ci parla della vita alla fine, no? Di scelte di vita, di passione per la missione, ma in primis per Gesù, per quello che ci ha insegnato, no? Perché in realtà è Lui che ci invia. E grazie al dono del battesimo noi siamo missionari. Quindi grazie della tua presenza. Cosa ci vuoi dire per salutarci? Per salutare ho portato qui delle espressioni di Papa Francesco. Quindi Papa Francesco ci saluta attraverso Don Egidio. Cosa ci dici? Dice: oggi è tempo di missione ed è tempo di coraggio. Sì. E poi specifica: ci è richiesto il coraggio per lottare, non necessariamente per vincere. Per annunciare, non necessariamente per convertire. Ci è richiesto il coraggio per essere alternativi al mondo senza mai diventare polemici o aggressivi. Ci è richiesto il coraggio per resistere all'incredulità senza diventare arroganti. È sempre tempo di missione, tempo di coraggio e possiamo dire coraggio evangelico. Bene, con queste bellissime parole vi salutiamo, vi ringraziamo di essere stati con noi, ci vedremo la prossima settimana con l'ultimo dell'appuntamento di questo mese in preparazione al Natale. La prossima settimana, ho già detto prima, avremo come ospite Don Nisivaldo, che è Fidei Donum brasiliano nella nostra diocesi. E quindi grazie, buona continuazione di missione,
Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, grazie a Federico della Tenda TV che è sempre qui presente, come dico io, come lo Spirito Santo, è qui, c'è, non si vede ma c'è. Grazie a tutti, a Maria Grazia, a Federico e grazie allo Spirito Santo. Ecco che è sempre presente, che ci ispira. Arrivederci a tutti, Ciao a buonanotte, tutti. arrivederci.